La vicenda di Alfie, il piccolo di 23 mesi affetto da una grave malattia neurodegenerativa, sta tenendo il mondo col fiato sospeso. L'Italia si è fatta parte attiva concedendo al bambino la cittadinanza onoraria per la presa in cura all'ospedale Bambin Gesù di Roma, ma la Corte d'Appello di Londra ha detto no al trasferimento del bambino. Alfie Evans resta all'Al-A Hospital di Liverpool. Il bambino continua a respirare nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente senza deterioramento delle sue condizioni, anche se appare un po' debole e non si è svegliato. La storia del piccolo suscita grande commozione ma anche dure prese di posizione. Da Venezia il patriarca Moraglia invia un messaggio dettato dal cuore di vescovo ma anche di uomo e di cittadino. Questo bambino, anche grazie ai media, è diventato davvero figlio nostro e figlio del mondo. La vicenda è molto triste perché chiama in causa la civiltà e la cultura, il diritto e la giustizia, le istanze etiche attorno a cui si fonda la vita di un intero paese, di molti popoli, di una nazione e di un intero continente, l'Europa, che purtroppo ancora una volta ci lascia profondamente delusi per come non riesce a trattare una questione delicatissima e così lancinante. L'Europa, scrive Monsignor Moraglia, si spende per l'euro, per le banche, per i parametri economici, ma sembra continuare a balbettare in altri fondamentali ambiti. Il nostro paese ha saputo e soprattutto voluto cantare fuori dal coro, mostrando in tale vicenda un'attenzione, una sensibilità e in una parola un'umanità che in fondo da sempre appartiene all'Italia. Con le parole che ha usato pochi giorni fa Papa Francesco, prosegue il patriarca di Venezia, vorrei anch'io ribadire che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio e che sempre il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Nessun potere umano, politico può arrogarsi il diritto di impedire che altri stati e istituzioni scientifiche riconosciute come eccellenze si facciano carico del piccolo Alfie e intervengono in luogo di chi non ha più nulla da dire o da dare. Senza accanimento terapeutico, senza cioè trattamenti sproporzionati, ma anche senza abbandono terapeutico. Si tratta perlomeno di risparmiare il dolore come ora è possibile con le opportune e preziose cure palliative fino al momento della morte naturale. Solo così una società vive e progredisce, solo così si cresce in civiltà e umanità.